Presidente Serracchiani, sono stati tanti i temi affrontati durante l'incontro con il sindaco di Monfalcone, su quali c'è l'intesa tra le due amministrazioni, quella regionale e quella comunale? Intanto in questo primo incontro abbiamo affrontato tutti i temi che riguardano la città di Monfalcone, quindi non soltanto le cose sulle quali c'è una condivisione, sulle quali stiamo lavorando bene insieme, penso ad esempio al porto di Monfalcone, alla sinergia col porto di Trieste, alle questioni che sono state sollevate dal sindaco ma che trovano anche la regione assolutamente disponibile, in particolare sulla questione dei dragaggi e sull'importanza di affrettare l'escavo del porto di Monfalcone. Sul piano delle infrastrutture i lavori fatti dalla Regione erano già andati molto avanti, quindi il sindaco ha trovato un pacchetto di proposte già importanti per quanto riguarda ad esempio il peso, il gravame di Fincantieri sulla città e quindi gli importanti interventi che l'assessore Santoro stava già organizzando sulla viabilità e in particolare sui parcheggi. Poi ovviamente ci sono delle cose sulle quali non abbiamo una condivisione piena, ma c'è tutta la disponibilità a collaborare da parte della Regione, in particolare per quanto riguarda la sanità. Il polo di Monfalcone per noi è estremamente importante, non solo lo abbiamo messo in rete con gli altri ospedali, ma vogliamo che implementi i servizi e che sia complementare a tutto quello che serve sul territorio, che è, ed è corretto dirlo, un territorio complesso. Poi ovviamente abbiamo affrontato dei temi, uno tra tutti riguarda sicuramente la più grande azienda del settore e anche di Monfalcone, Fincantieri. Su Fincantieri la Regione è impegnata su più fronti, come ho detto prima quello infrastrutturale, quello della legalità, è arrivata l'ora che venga firmato il protocollo di legalità a cui già stava lavorando il Ministro Alfano e a cui scriveremo anche per il Ministro Minniti affinché venga affrettata la firma e che riguarderà tutti gli stabilimenti di Fincantieri, quindi anche lo stabilimento di Monfalcone con un occhio adeguato e importante sul stabilimento di Monfalcone che deve investire necessariamente, anche visto il nuovo codice degli appalti, anche il tema dei subappalti e che deve creare posti di lavoro in loco. Quindi noi lavoriamo su questo convintamente e ovviamente collaboriamo col Comune se ovviamente il Comune è d'accordo in questo senso. Sindaco Cesin, durante l'incontro con il Presidente della Regione Deborah Serracchiani avete toccato diversi temi su quali c'è l'intesa tra le due amministrazioni, quella regionale e quella comunale. Ma sicuramente sulla idea che abbiamo in comune rispetto all'evoluzione della portualità. Noi abbiamo chiesto, come anche avevo anticipato all'assessore Santoro, di far parte del comitato di gestione perché è un territorio molto importante nel sistema unico della portualità futuribile, quello di Monfalcone, e credo che la Presidente si impegnerà, come mi diceva, per raggiungere questo obiettivo. Il territorio monfalconese è pronto ed è ben deciso a dare il suo contributo, però deve essere parte attiva anche delle scelte, visto che si tratta non soltanto di ragionare su investimenti futuri, ma anche sulla scelta dei migliori traffici e su un piano regolatore che ancora non c'è. Abbiamo trovato delle convergenze anche però su un altro argomento che per Monfalcone è fondamentale, ovvero il percorso da costruire assieme perché Fincantieri torni ad essere per il nostro territorio un valore aggiunto.